è tutto quello che è dentro che non puoi spiegare, che io non riesco, non ho mai trovato nessuno che mi spieghi queste cose. Allora quello che è interessante, per esempio, è che a un certo punto della tua vita tu incontri una persona, un essere che ti vivrà sempre assieme con te per tutta la vita. Io ne ho incontrato una a fine del 45, 46, sono passati tanti anni e abbiamo ho la fortuna che siamo ancora vicini e naturalmente il modo di parlare nostro non è come quello di tutti gli altri, ma senti quello che sente l'altro e comunichi all'altro quello che senti tu. Adesso so che stasera prenderò una predica di quelle grosse perché non avrei dovuto parlare di certe cose, ma alla sera, per esempio, quando chiudiamo tutta la casa, siamo seduti vicino in poltrona, guardiamo la televisione, ci teniamo per mano e chiudo gli occhi e ti sembra di essere, non so, il paradiso, penso che sia così.